Nei vecchi film dei sembero milis si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Non si è dimenticato niente. Nel campo, sulla cassetta. Attenzione che mi sto riprendendo in macchina. Il macchina si ferma, non posso attraversare.
Santo siano con tutti voi. Il 14 giugno, giorno di festa per tutta la Chiesa, Gesù risorto ci ha donato il suo corpo e il suo sangue è segno della nuova alleanza tra Dio e gli uomini. E con gioia ed emozione, dopo aver detto grazie, lo porteremo per le strade del nostro paese. Soprattutto è il giorno di festa per noi che, per la prima volta, possiamo rispondere all'invito di Gesù, che ci chiama alla sua mensa e ci dice: prendete e mangiate, è il mio corpo, prendete e bevete, è il mio sangue, cioè il ricevete di cui, quel pane sono io, presente per tutto il mio amore. È bello mangiare insieme alle persone care, mangiare lo stesso pane della fraternità. Anche Gesù si è servito di questa esperienza, per stare insieme allo stesso pane, come in famiglia. La gioia è il primo frutto dell'Eucaristia e il secondo è l'unità. Gesù desidera stare con tutti, in modo particolare con noi. Egli ci insegna che la vita è più bella se ci vogliamo bene. I catechisti a questi 17 piccoli che incontrano nel loro cuore per la prima volta Gesù e l'Eucaristia in un giorno così bello e significativo. Spero che lo Spirito Santo conceda a tutti noi la grazia di cacciare via tutto ciò che in quest'ora di grazia è estraneo al regno del Signore, per il bene di questi piccoli e anche per il bene del mondo, perché se cresceranno sani cristianamente non solo saranno salvi, ma salveranno anche i fratelli. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fai che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre i tuoi benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con mio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con ogni stelle delle cose di Israele.
dei regni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di carni e di dei, ma in virtù del suo sangue. Fratelli e sorelle, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo. Rinnoviamo le promesse del nostro battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana, onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Signore nostro, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risorto dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Madre Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Preghiamo insieme e cantiamo. Dacci, Signore, il pane dell'amore. Dacci, Signore, il pane dell'amore. Signore Gesù, ti preghiamo per il Papa, per i vescovi, in particolare per il nostro vescovo Ignazio, per tutti i sacerdoti, perché illuminati dalla luce del tuo Spirito siano coraggiosi. Ti preghiamo per la nostra comunità, perché insieme ai nostri sacerdoti, Don Gerardo e Don Ignazio, resta numerosa e unita e viva con autentica partecipazione il cammino di fede, favorendo la gioia del condividere. Preghiamo. Siano una piccola comunità domestica, un vivaio di profondi sentimenti d'amore in cui continui a germogliare la pace e la serenità, e perché soprattutto nel cuore dei Perché la costruzione della prima comunione rappresenti un punto luminoso in tutta la nostra vita e sia l'inizio di un'amicizia più sincera e profonda con Gesù. Caro Gesù, aiutaci a non dimenticare che questo momento lo potremo rivivere ogni domenica della nostra vita. Preghiamo. O vivono nella tristezza. Ti preghiamo Gesù, fa che si avvicinano a te, perché nel sacramento dell'Eucaristia trovino forza e coraggio per sorridere alla vita. Preghiamo. Eucaristia e soprattutto silenzio. Ho cercato, come ho potuto, di spiegare anche questo ai ragazzi. Quando noi siamo nella nostra vita di tutti i giorni, Gesù resta qui, un cuore che pulsa, un cuore che batte. In questi istanti di silenzio ognuno preghi per se stesso o per chi vuole.
davanti all'Eucaristia. Nel mondo speciale di oggi abbiamo imparato che tu con infinito amore accogli tutti alla tua mensa e noi che per la prima volta possiamo partecipare al banchetto eucaristico portiamo all'altare tutto ciò che serve. Oggi vogliamo offrirti il nostro pane, con l'impegno di farci rispettare ogni giorno pane di amore e di carità per il prossimo. Ricorderemo sulla strada perché ci aiuterà a conoscerti sempre di più. Vino. Signore, ti offriamo il vino, tuo dono, frutto del lavoro dell'uomo, fa che diventi per noi bevanda di salvezza.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
previsto che la processione esca alle 19:10, 19:15. Raccomando il raccoglimento e raccomando anche a tutti quelli che devono leggere di lasciare avvicinare sempre la gente alle cappelle e i microfoni, ecco, che siano vicini e funzionali. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
galleggianti, sono qui, siamo messi qui, Van Giurtella. Ce n'è qualcuna che ha battezzato anche a fresco, quindi non è soltanto prima comunione, per qualcuno è anche battesimo, che è la prima cosa. Quindi grazie a Elisa ricordiamo anche tutti il battesimo, va bene? Buona festa! Grazie. Il mare che scintilla, con il nuraghe su laghi che domina, sotto il cielo azzurro che non svanisce mai. Santa Sofia campanile in alto, un simbolo forte che il tempo non ha franto. Dalla marina a Puzzolidus a Mesalonga, la bellezza è tutta qui, non c'è storia più lunga. A Puzzolidus il mare è un sogno che ti accoglie, le onde danzano mentre il sole non si toglie. Oro, 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 San Vero mi accorgo